La prevenzione rappresenta la vera sfida per i sistemi di welfare dell'area transfrontaliera, in cui l'alcol, così come in tutta Europa, costituisce la prima causa di morte dei giovani tra i 18 e i 25 anni e in cui una specifica situazione di emergenza è data dalla guida in stato di ebbrezza, che contribuisce al 40% della mortalità da incidente sulla strada e dalla progressiva diminuzione dell'età in cui i giovani iniziano a bere, ma anche dall'aumento del buying drinking, bere per sballarsi. Sono molte allora le azioni dirette a contrastare questo pericoloso fenomeno. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia insieme per un progetto di cooperazione territoriale europea di prevenzione che va dall'educazione in classe alla web TV per i giovani, con la creazione di una community virtuale a partire dai temi del divertimento per approdare ai temi della prevenzione. Ma oltre ad alcol e droga cresce un'altra pericolosa dipendenza, quella del gioco d'azzardo. La dipendenza che mi preoccupa molto è quella del gioco d'azzardo. Su questo ho già mandato una lettera a tutti i sindaci di fare un controllo feroce. Ieri mi hanno già chiamato dicendo ti vogliamo sul territorio a parlare nelle scuole e fare dei convegni su questo. Sono molto preoccupato per la terza dipendenza, quella del gioco d'azzardo, perché non solo i giovani ma qui anche i padri di famiglia si mangiano tutto. Il suo messaggio per Veremero ai giovani? Ai giovani dico siamo stati tutti giovani, abbiamo tutti fatto qualche marachella, è normale, però dico attenzione, non approfittiamone, viviamo la nostra adolescenza e giovinezza in modo bello.